Voti validi 2.360.000. I sì 2.102.969. Ieri sera 1 migliaio di persone festeggiava il neonato Stato Veneto e la buona riuscita del referendum di plebiscito.eu, sventolando il vessillo del leone di San Marco. Sul palco volti nuovi e vecchie glorie serenissime. Oltre 2.300.000 i voti usciti dalle urne virtuali della sperimentale e ancora discussa piattaforma informatica. Il giorno dopo la grande festa, a Piazza dei Signori si sveglia con gli slogan ancora nelle orecchie, con le TV ancora impegnate sul campo, e il leader del movimento espone le prime strategie politiche e fiscali. Io credo che il primo atto sarà la formalizzazione del decreto di esenzione fiscale totale. La Lega raccoglie firme per chiedere l'indipendenza, Indipendenza Veneta fa altrettanto. Sfrutterete il momento, farete massa critica, tutti i movimenti indipendentisti insieme o no? Beh, noi siamo ovviamente aperti al dialogo con tutti, attendiamo. Il dialogo è ovvio che è aperto, noi parliamo con tutti, ci mancherebbe, però è anche altrettanto evidente che queste persone devono capire che le posizioni di forza sono state determinate dagli eventi. I voti insomma stanno tutti in questa piazza, gli altri sono solo dei contenitori oramai vuoti. Noi gli abbiamo già risposto a questo, noi abbiamo più voti di Zaia. Quindi se vuole viene lui. Dialogo aperto, ma la neoinsediata magistratura politica è forte e fa capire che vuole dettare le nuove regole del gioco politico in vista dell'Election Day. Intanto spiega anche le piccole e concrete novità del Veneto indipendente. Fra poco come capirà uno straniero che è arrivato in Veneto? Beh, succederà probabilmente la stessa cosa che succede quando si va in Austria. Ricevi un SMS sul tuo telefonino che ti avvisa benvenuto in Veneto, le tariffe dell'operatore, ovviamente di riferimento, sono tal dei tali. In Veneto le autostrade saranno gratis, per cui chi esce dall'Italia si troverà il casello dell'autostrada per pagare il balzello delle autostrade italiane, mentre in Veneto potrà viaggiare tranquillamente gratis.